Benvenuti a Oltre il mistero. Ciao. Immaginiamo per un istante di trovarci nella cabina di pilotaggio di un caccia intercettore da 70 milioni di dollari. Un ambiente dove non c'è, spazio per l'errore. Esattamente. I sistemi di bordo rappresentano il vertice assoluto della tecnologia militare globale. Sono progettati per non sbagliare mai. E all'improvviso, i sensori agganciano un oggetto solido. Un bersaglio fisico, sì. Questo oggetto precipita da 24.000 metri di quota fino al livello del mare in una frazione di secondo. Nessuna traccia di propulsione termica. Nessuna ala. Nessuna superficie di controllo aerodinamica. E la telecamera infrarossi del velivolo lo sta registrando in altissima definizione, mentre l'oggetto compie manovre che ridurrebbero in polvere qualsiasi materiale conosciuto sulla Terra. È un'immagine forte, ma del tutto reale. Voti della Marina degli Stati Uniti. Oggi affrontiamo un viaggio analitico su una delle evoluzioni più incredibili del nostro tempo. Una trasformazione radicale. Cioè, la trasformazione di un argomento che per decenni è stato considerato un tabù tossico e che oggi è diventato una delle questioni geopolitiche e di sicurezza più dibattute e urgenti a livello globale. Assolutamente. L'obiettivo di oggi è comprendere come un metodo investigativo estremamente rigoroso abbia cambiato per sempre la percezione pubblica dei fenomeni non identificati in volo, noti con l'acronimo UAP. Un metodo che ha ribaltato tutto. Andremo ad analizzare la serietà dei dati, l'affidabilità di testimoni militari altamente addestrati e le ragioni per cui l'indagine scientifica di questi eventi sia ora considerata essenziale. Sono davvero affascinato da questo percorso. È un privilegio analizzare una tematica di questa portata. Ciò che risulta davvero affascinante in questa evoluzione storica è osservare i meccanismi esatti con cui il rigore metodologico ha, letteralmente demolito un muro di pregiudizi istituzionali. Un muro che sembrava invalicabile. Sì, quando si affronta l'argomento dei fenomeni non identificati in volo, occorre sgombrare il campo da un equivoco fondamentale. Non si sta parlando di credenze popolari, Certo. o di suggestioni notturne, o di teorie prive di fondamento. Si stanno esaminando dati metrici concreti. Dati tangibili, ecco. Esatto, dati registrati dalle strumentazioni ottiche e radaristiche più sofisticate del pianeta. E confermati da professionisti la cui intera carriera e spesso la cui stessa sopravvivenza si basa sull'osservazione precisa e oggettiva dell'ambiente circostante. Per comprendere appieno la portata dell'attuale dibattito istituzionale, chi ci ascolta deve visualizzare chiaramente da dove si è partiti. Da un isolamento totale? C'è stato un lunghissimo periodo, un vero e proprio limbo culturale durato decenni, in cui anche solo nominare certi oggetti in volo all'interno di una base militare o di un'università significava rischiare l'intera carriera. Era un tabù intoccabile. Era un campo minato, dominato da quello che veniva definito il fattore ilarità. È la paura di essere derisi. Come si è usciti da questo vicolo cieco? La risposta risiede nei documenti. Ma voglio capire esattamente il meccanismo. Certo, il processo pratico. In che modo si prende un argomento relegato ai margini della società e lo si trasforma in un'indagine così rigorosa da costringere i governi a prestare attenzione? La transizione è avvenuta attraverso l'applicazione di un metodo che potremmo definire ossessivamente documentale. Ossessivo, sì. Per decenni il discorso era polarizzato. Da una parte ricercatori indipendenti che raccoglievano testimonianze, dall'altra un muro governativo che relegava tutto a illusioni ottiche o fenomeni atmosferici malinterpretati. La famosa negazione a priori. Esatto. Il cambiamento drastico avviene quando un gruppo di analisti decide di eliminare del tutto le speculazioni estreme. Niente estrapolazioni su origini sconosciute, ma un focus esclusivo su catene di comando verificabili. Quindi solo i fatti. Solo fatti. Testimonianze di personale militare in servizio e registrazioni radar inoppugnabili. Un momento di svolta fondamentale si verifica intorno al 2010, con la diffusione di dossier internazionali di altissimo profilo. Che non contenevano storie inventate. No, affatto. Questi rapporti non raccoglievano racconti confusi, ma casi documentati provenienti dalle istituzioni di nazioni come Francia, Belgio, Regno Unito, Brasile, Cile e Iran.
Fermiamoci un istante su questo punto, perché è cruciale per chi ci ascolta. Prego. Si sente spesso l'obiezione secondo cui l'intera faccenda sarebbe una sorta di isteria collettiva americana, Ah sì, un classico. alimentata dall'industria cinematografica e dalle serie televisive. Ma in che modo l'inclusione di testimoni internazionali provenienti da nazioni con strutture militari e background culturali così eterogenei ha demolito questa idea di un fenomeno puramente hollywoodiano? È come prendere una leggenda metropolitana e trasformarla in un'indagine forense da tribunale. È un paragone perfetto. L'ha demolita esponendo l'incongruenza logica di quell'obiezione. Cioè, se un fenomeno visivo o strumentale si manifesta esclusivamente all'interno dei confini di una singola nazione, la sociologia può facilmente liquidarlo come un costrutto culturale. Un mito locale, in sostanza. Esatto. Ma analizziamo i dati. In Belgio, i radar di terra hanno guidato caccia intercettori verso bersagli solidi e i radar di bordo hanno confermato l'aggancio telematico di oggetti che poi acceleravano oltre la barriera del suono. Senza produrre il boom sonico. Esattamente. Nessuna onda d'urto. In Brasile, i sistemi di difesa nazionali hanno tracciato decine di bersagli non identificati, innescando procedure di intercettazioni su vasta scala. Wow! In Iran, i sistemi elettronici di puntamento dei velivoli andavano in blocco di sicurezza nel momento esatto in cui cercavano di inquadrare l'oggetto. Stiamo parlando di forze armate diverse, strumentazioni prodotte da aziende diverse. E operatori che non condividono lo stesso bacino culturale. Precisamente. Quando sistemi radaristici indipendenti in continenti diversi registrano esattamente le stesse prestazioni fisiche impossibili, la narrativa del prodotto culturale crolla. Dimostra inequivocabilmente che si è di fronte a un fenomeno fisico globale e del tutto indipendente dalla psicologia di chi lo osserva. Questa convergenza di dati internazionali funge da fondamento inattaccabile. Eppure, avere i dati non è sempre sufficiente se non si ha il vocabolario giusto per presentarli. Il linguaggio è tutto. E qui entra in gioco un fattore determinante per il cambio di paradigma. Cambiare la qualità delle prove era vitale, ma per abbattere definitivamente il muro mediatico e portare queste informazioni nei palazzi della politica, bisognava cambiare le parole stesse. Assolutamente indispensabile. Il passaggio semantico dal vecchio acronimo ormai irreparabilmente compromesso e associato a un immaginario, direi, grottesco, al termine WAP, che sta per fenomeni non identificati in volo, è stato un capolavoro di pragmatismo istituzionale. Una mossa geniale, sì. La sigla UAP risulta tecnica, clinica, neutrale. Pulisce all'istante il tavolo da decenni di preconcetti e permette a uno scienziato o a un senatore di pronunciare la parola senza temere ripercussioni sulla propria credibilità. Senza, il rischio di essere derisi. Esatto. E questo nuovo linguaggio ha preparato il terreno per l'evento sismico del 2017. Quello è stato il momento in cui l'argomento è uscito dalle ombre per finire sulle prime pagine dei quotidiani più autorevoli del mondo. Il punto di non ritorno. Parliamo della rivelazione pubblica dell'esistenza dell'ATIP. Sì, è un programma di indagine avanzato del Pentagono, finanziato proprio per identificare minacce aerospaziali non convenzionali. Ma la vera dirompenza, non è stata solo l'ammissione dell'esistenza del programma. No, è stato il materiale video. Degli Stati Uniti, conosciuti con i nomi in codice dei sensori che li hanno ripresi, FLIR-1, Gimbal e GoFast. Video che hanno fatto il giro del mondo. Milioni di persone hanno potuto osservare interfacce militari reali, ascoltare l'audio originale dei piloti sbalorditi e vedere con i propri occhi bersagli tracciati da sensori di altissima precisione. Bisogna spiegare esattamente cosa stiamo guardando in quei video a chi ci ascolta, perché c'è un dettaglio tecnico che fa la differenza. FLIR sta per Forward Looking Infrared, ovvero sensori a infrarossi lungimiranti. Che rilevano il calore. Esatto, è come cercare di nascondersi in una stanza completamente buia. A occhio nudo l'invisibilità è garantita, ma se chi cerca indossa visori termici, il calore di un corpo si illumina come un albero di Natale, contro lo sfondo freddo. Un'ottima analogia. La meccanica affascinante di quei video è che mostrano oggetti solidi che si muovono a velocità estreme, ma che appaiono neri o freddi sui sensori infrarossi. Nessuna traccia di propulsione. Non c'è un pennacchio di calore, non c'è gas di scarico, non c'è alcun segno di combustione termodinamica.
Sfida le leggi della propulsione per come le applichiamo oggi. Tuttavia, voglio inserire una forte provocazione. Ti ascolto. Si potrebbe facilmente obiettare una cosa. Cambiare nome a qualcosa e rilasciare 3 video non rischia di essere solo una brillante mossa di pubbliche relazioni. Un'operazione di facciata, dici? Sì, un modo per rinfrescare l'immagine di vecchie storie e giustificare lo stanziamento di fondi governativi senza offrire reali risposte. È un dubbio estremamente razionale, sono d'accordo. E in geopolitica il cinismo è spesso un utile strumento di analisi, ma i fatti successivi al 2017 smentiscono categoricamente questa ipotesi. Perché ci sono stati risvolti concreti. Molto concreti, semplicemente perché l'impatto sul mondo reale è stato misurabile e oneroso. Se fosse stata una pura mossa di pubbliche relazioni, si sarebbe esaurita in un ciclo di notizie. Nel giro di qualche settimana. Esatto. Invece abbiamo assistito ad audizioni ufficiali sotto giuramento davanti al Congresso degli Stati Uniti, in cui ex direttori dell'intelligence e piloti decorati hanno testimoniato su queste intrusioni. E la NASA? Abbiamo visto la NASA, l'agenzia spaziale più prestigiosa al mondo, formare commissioni di studio dedicate. Sono stati istituiti nuovi uffici governativi stabili con budget plurimilionari e personale dedicato all'analisi di questi dati. Soldi e risorse reali. Quando un apparato legislativo complesso, come il Congresso, inizia a promulgare leggi, richiedere rapporti trimestrali e garantire protezione legale agli informatori militari su un tema specifico, significa che la sostanza del problema è talmente innegabile da superare qualsiasi manovra di facciata. E il cambio di nome, insomma, è servito a qualcosa? Il cambio di nome ha fornito l'alibi perfetto per occuparsi di una questione di sicurezza critica senza perdere autorevolezza. Questo ragionamento ci porta al fulcro logico della questione. Se l'esistenza fisica di questi oggetti è certificata dalle istituzioni stesse, la narrativa compie una virata netta. Non si tratta più di crederci o no. Esattamente. La domanda cessa di essere una disquisizione filosofica sul credere o non credere e si trasforma in un imperativo categorico di sicurezza nazionale, cioè chi sta pilotando macchine sconosciute all'interno delle nostre zone aeree ad accesso ristretto. È esattamente la transizione da curiosità speculativa a priorità di intelligence. E per capire la gravità della situazione dobbiamo esaminare i meccanismi dell'incidente del 2004 che ha coinvolto il gruppo di battaglia della portaerea USS Nimitz. Un caso paradigmatico. Il famoso incidente del tic-tac. Proprio quello. Durante esercitazioni al largo della costa occidentale americana, i nuovi e potentissimi radar navali hanno iniziato a tracciare decine di oggetti che scendevano dalle alte quote atmosferiche, si fermavano a pochi metri sull'oceano e vi restavano per ore, per poi schizzare via. Prestazioni inimmaginabili per le nostre tecnologie. Il pilota David Fravor, inviato a intercettare una di queste anomalie visivamente, ha descritto un oggetto simile a un cilindro bianco e liscio lungo circa 12 metri. Nessuna ala, nessuna cabina di pilotaggio visibile, nessun rotore. Nessuna caratteristica aerodinamica convenzionale. E qui interviene la fisica pura. Fravor descrive manovre che annullano l'inerzia. Cose che distruggerebbero un jet normale. Sì, l'oggetto reagiva all'istante ai movimenti del jet militare, compiendo cambi di direzione repentini prima di accelerare e scomparire oltre l'orizzonte in pochi secondi. L'obiettivo dell'analisi rigorosa di questi eventi non è e, diciamo, non deve essere saltare alla conclusione che si tratti di visitatori da altri mondi. Assolutamente. L'obiettivo primario è certificare l'esistenza di un salto tecnologico che sta operando impunemente in zone sotto stretto controllo militare. Una violazione dei confini. Un oggetto capace di muoversi senza interazione apparente con l'atmosfera rappresenta un problema di sovranità assoluta. Se una nazione avversaria possedesse una simile tecnologia propulsiva, l'intero equilibrio strategico globale sarebbe già obsoleto. Rende il tutto incredibilmente tangibile. Cioè, se si rinviene un drone sconosciuto e tecnologicamente incomprensibile atterrato nel giardino di un'installazione nucleare ad altissima sicurezza, non ci si interroga sulla magia o sui miti antichi. Si isola l'area. Si attivano immediatamente le procedure di sicurezza, si isola l'area e si pretende di sapere chi ha violato il perimetro. È un istinto di base. Ma qui voglio porre la questione più complessa, immedesimandomi nello scetticismo più ferreo. Dimmi. Come si risponde, dati alla mano, a chi liquida tutto questo come un semplice artefatto tecnico?
Si sente spesso dire che si tratta di riflessi ottici sulle lenti delle telecamere, difetti di elaborazione dei software radar o banali errori dei display, insomma, glitch di sistema. Rispondere a questa obiezione è l'essenza stessa del metodo investigativo applicato a questo campo. Liquidare l'intera mole di dati come un malfunzionamento sistemico diffuso denota una profonda ignoranza su come operano i moderni sistemi d'arma e di rilevamento. Non stiamo parlando di una videocamera commerciale. Per niente. Non si opera nel vuoto, né si dipende da una singola telecamera. Prendi il caso Nimitz, i sistemi radar di tipo phased array delle navi da guerra, che non utilizzano antenne rotanti ma indirizzano elettronicamente fasci di onde radio, creano una mappa tridimensionale dell'ambiente con una precisione millimetrica. Una mappa incredibilmente dettagliata. E un difetto del software non genera un bersaglio fisico coerente che riflette le onde radio, ma non è tutto. A questa rilevazione radar si unisce contemporaneamente la tracciatura da parte dei sensori a infrarossi dei caccia in volo, Che leggono le differenze di temperatura. A questo si aggiunge il radar di bordo del velivolo e infine la conferma visiva diretta da parte di molteplici aviatori navali altamente addestrati a riconoscere all'istante qualsiasi tipo di velivolo, amico, nemico o fenomeno meteorologico. È quella che in gergo tecnico si chiama fusione dei sensori. Precisamente. Si stanno incrociando sistemi indipendenti basati su principi fisici radicalmente differenti. Il radar utilizza echi radio e i piloti utilizzano lo spettro della luce visibile. I conti non tornano per l'ipotesi del glitch. Un riflesso sulla lente di una telecamera non può riflettere un'onda radio verso una nave a decine di chilometri di distanza. Un difetto di software non viene percepito dalla retina di un essere umano. È fisicamente impossibile. Quando 3 o 4 misurazioni fisiche diverse confermano contemporaneamente la stessa posizione spaziale, la stessa traiettoria e la stessa accelerazione impossibile, l'ipotesi dell'artefatto tecnico dell'illusione si disintegra matematicamente. È una demolizione totale dello scetticismo pigro. Sostenere a priori che i sistemi più avanzati del mondo e gli osservatori più qualificati si sbaglino simultaneamente in modo identico, solo perché la conclusione risulta scomoda ai paradigmi attuali, è un approccio profondamente dogmatico e antiscientifico. È una disamina logica spietata. Questa transizione dal tabù silenziato alla questione di indagine geopolitica e scientifica multisensoriale ha ripercussioni che si spingono ben oltre la sicurezza dello spazio aereo. Apre scenari enormi. Ci offre una lente di ingrandimento su noi stessi, insegnandoci una lezione potente su come il pregiudizio e il timore del giudizio altrui possano paralizzare il progresso della vera conoscenza per intere generazioni. Ha inaugurato un'era di trasparenza e rendendo dicibile ciò che prima causava l'esilio accademico. Ed è evidente anche nei media. È illuminante osservare come il tono generale sia mutato anche al di fuori dei corridoi governativi. Le testate giornalistiche principali e le produzioni documentaristiche hanno abbandonato l'ironia di default, le musichette di sottofondo inquietanti, per adottare un approccio asciutto, basato su analisi forensi. Su tracciati radar e testimonianze sotto giuramento. Esatto. La vera vittoria di questo movimento metodologico non risiede nell'aver fornito alla popolazione risposte definitive. Le risposte finali sulla natura di questi oggetti ci sfuggono ancora ampiamente. Sicuramente. La vittoria consiste nell'aver sdoganato il diritto sacrosanto di esaminare seriamente dati complessi, fungendo da ponte vitale tra il dovere istituzionale e le zone d'ombra che per troppi decenni sono state ignorate per pura convenienza o francamente per imbarazzo. Questo richiama alla mente paralleli storici formidabili. Nella storia del pensiero umano, innumerevoli fenomeni fisici reali, perfettamente misurabili, sono stati inizialmente derisi dalla comunità accademica, semplicemente perché mancava l'infrastruttura culturale necessaria per inquadrarli. La storia si ripete. Pensiamo all'igiene medica prima che i microscopi permettessero di osservare i batteri. I medici che suggerivano di lavarsi le mani venivano ridicolizzati dai colleghi. Un caso famosissimo. O pensiamo alla teoria della deriva dei continenti, accolta inizialmente con sarcasmo ostile perché mancava il meccanismo causale per spiegarla. Questo porta inevitabilmente a porsi una domanda profonda.
quanto sviluppo tecnologico e scientifico viene bloccato, ritardato a tempo indeterminato solo perché le istituzioni temono le ripercussioni di immagine nel fare domande scomode su documenti ufficiali in loro possesso. Questa è senza dubbio la vera questione sottesa a tutto il dibattito. La frontiera della conoscenza si pietrifica nel momento stesso in cui la paura del giudizio accademico o sociale supera l'istinto dell'esplorazione. La paura paralizza. L'approccio attuale, basato sull'accettazione fredda e spietata dei dati strumentali, dimostra che il solo atto di formulare il problema in modo serio, senza deriderlo preventivamente, costituisce un trionfo metodologico. Una rivoluzione. Ha costretto immensi apparati burocratici a spolverare i propri archivi, a riesaminare i tracciati dei propri sistemi di puntamento e a compiere il gesto più coraggioso in assoluto. Quale? Ammettere con umiltà, davanti all'opinione pubblica, che esiste una fetta di realtà fisica che sfugge completamente alla nostra comprensione attuale. Quella missione di ignoranza, pronunciata da alti gradi militari e scienziati governativi, è il fondamento su cui si costruisce ogni futura scoperta. Dunque, tirando le fila di questa lunga e dettagliata disamina, è chiaro che ci troviamo di fronte a uno spartiacque. Abbiamo tracciato la trasformazione di una tematica derisa in un vero e proprio pilastro delle commissioni di difesa internazionali. Un cambiamento radicale. Questo percorso dimostra definitivamente che quando l'apertura mentale si fonde in modo indissolubile con un'indagine spietatamente oggettiva, i paradigmi si sgretolano e rinascono. Sono state smontate le false narrazioni rassicuranti. Ed è stato convalidato il monumentale lavoro di analisi tecnica e raccolta di dati che prosegue incessante su scala globale. Il punto di caduta di questa analisi è uno e direi inequivocabile. Qual è? I dati grezzi sono reali e persistenti. L'affidabilità di coloro che li registrano e degli strumenti che li quantificano ha superato ogni standard di verifica. Di fronte alla presenza certificata di elementi fisici dalle prestazioni fuori scala, voltarsi dall'altra parte nascondendosi dietro lo scudo di uno scetticismo pigro e non informato non è più una posizione difendibile per chiunque desideri comprendere le dinamiche del mondo contemporaneo. Questo è un richiamo alla responsabilità per chiunque ci ascolti. Il modo in cui la società etichetta le informazioni determina i confini stessi della nostra comprensione del mondo. Assolutamente vero. Essere veramente informati significa rifiutare le scorciatoie intellettuali, avere il coraggio di guardare oltre le vecchie stigmatizzazioni e pretendere trasparenza assoluta su ciò che viene registrato dai sistemi che la società stessa finanzia. E arrivati a questo punto, dopo aver compreso la vastità di questo cambiamento, vorrei lasciare un pensiero provocatorio, un interrogativo su cui riflettere nei giorni a venire. Interessante, sentiamo. Si è visto chiaramente che è bastato un radicale cambio di semantica per forzare l'apertura di archivi governativi e rivelare l'esistenza di fenomeni fisici inimmaginabili che attraversano gli spazi aerei mondiali. Quali altri immensi misteri, magari legati alle profondità insondate dei meccanismi della mente, ai paradossi della fisica quantistica o persino alla vera natura della coscienza umana, si trovano in questo preciso momento rinchiusi in un cassetto istituzionale? Wow, una domanda che apre abissi. Misteri in attesa unicamente di perdere l'etichetta invalidante di pseudoscienza per poter finalmente rivelare una nuova e sbalorditiva fetta della nostra realtà. Un cordiale saluto e grazie per aver partecipato a quest'indagine. Grazie, è stato un piacere. Benvenuti a Oltre il Mistero e arrivederci al prossimo incontro.